Inizio sempre i video con una bella bevuta perché io spesso e volentieri tutti i giorni mi prendo un bel tè, quindi ci sta. Oggi mi sono pure scorticata un po' il naso, non so mai che cacchio è, però quando trovo specie di brufolitti, crosticine non posso fare a meno di toccarli. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo questo make up un po' speciale che è basato sulle vostre scelte. Perché dico questo? Ho messo una sorta di sondaggi, più che sondaggi erano domande nelle stories dove vi ho fatto associare un colore ad ogni città tra quelle più rilevanti in Italia, ne ho scelte 10 e sono poi impazzita nel cercare a leggere tutti i colori e ad associare ad ogni colore il punteggio man mano che andavo avanti a leggere, per cui abbiamo 10 colori ognuno associato ad una città che vi ho proposto. Le vado a leggere. Eh sì, ho qui la mia agendina con gli appunti, con tutti i numerini. Roma ha ricevuto 309 punti totali con una maggioranza di rosso, ben 130. Milano l'avete resa grigia, e perché mai? Voglio dire, io vivo a Milano, quindi la trovo deliziosa e comunque il grigio è un colore che ci sta bene, ma la cosa carina è che molti di voi hanno scritto grigio però argento, grigio glitterato. Molti punti sono andati anche al rosa nel caso di Milano, forse per la grossa presenza di ame in città, però comunque grigio è quello che ha avuto il punteggio più alto. Passiamo a Torino, l'avete giudicata la città verde con ben 86 punti su 279. Firenze, una città viola con 67 punti, se l'è giocata lì con il 23 a 60, no scusate, con il verde a 63, però decisamente viola con 4 punti in più su 341 punti. Poi abbiamo Palermo, 305 punti, 90 sono andati al giallo. Io dico slash oro perché qui il colore oro è stato in molta poca quantità rispetto al giallo, quindi do la prevalenza al giallo che quindi ha 90 punti. Bologna, in realtà Bologna ho un po' barato perché al primo posto abbiamo il rosso e al secondo abbiamo il rosa, solo che il rosso l'avete dato già a Roma con ben 130 punti e quindi non potevo scegliere un'altra città rossa e ho scelto il rosa che al secondo posto e comunque mi sembrava carino. E poi Genova, 104 punti per il blu. Venezia, su Venezia siete stati specificissimi, mi avete detto in tanti proprio oro, cioè non giallo, ocra, ci sono stati anche quelli, ma molta minima quantità. Oro è proprio quella che è andata per la maggiore e si prende 41 punti su 226 totale. Infine Bari, poi c'è Napoli, però Bari, la nona, che vince con 44 punti bianco panna, beige, insomma così, su 209 punti totali. E la nostra cara Napoli che vince con uno strabiliante 132 azzurro su 292 punti totali. Ma la cosa stupenda, bellissima di Napoli è che ben 15 punti, e vi giuro che non sono pochi, sono comunque abbastanza rilevanti, 15 di voi avete dato a Napoli la definizione di 1000 colori. 1000 colori, come faccio a scegliere un arcobaleno? Napoli prende tutti i colori del mondo, quindi insomma c'è stata un po' questa sensazione che Napoli prendesse un po' tutti i colori, che mi è piaciuta tantissimo, perché ovviamente, per chi lo sa, io sono napoletana e quindi mi fa piacere. Comunque, bando alle ciance, chiuso questo libro, in realtà questa cosa la dovevo fare per aprirlo, però va bene. Ho stampato praticamente tutte le città col nome e dietro sulla stessa stampa dietro ho messo il colore corrispondente vincente. In un'altra, diciamo, ampolla, che però in realtà non sono ampolle, perché le mie ampolle oggi sono la scatola di biscotti o la scatola di ago e filo, come volete voi, che oggi diventa un'ampolla, e una scatola di tè Twinings, il tè Early Grey, che è il mio preferito, quindi da questo si vede che bevo tanto tè. E in queste due scatole ci sono appunto città con colori corrispondenti, parti del viso da truccare. Io scaverò con una manina di qua e una manina di qua
e vedremo quale colore corrisponderà a quale parte del viso truccare. Sembra un po' complicato, ma vi giuro che è semplicissimo, volevo un po' divertirmi. Partiamo. Abbiamo un Genova Blue che va associato ad un ombretto. Quindi il primo colore che applicherò sarà questo colore blu sull'occhio. Ovviamente scelgo io la tonalità di blu, visto che non è specificato, e soprattutto scelgo da dove partire. Ah, ma io lo sto facendo in sequenza, così. Hai anche appena spiegato il trucco poi. Amore, come posso fare? E boh, io per partire vado comoda a partire nella piega, quindi metterò questo ombretto nella piega. Tra l'altro deve essere blu, quindi deve essere più scuro dell'azzurro di Napoli. Allora, innanzitutto vado a mettere una sorta di correttore primer sugli occhi, così diamo una bella spianata. Ovviamente con tutti questi colori non sarà un make up semplice, avremo un make up stile Instagram bello peso. Ero già mezza truccata perché oggi sono uscita, poi sono rientrata e sto filmando adesso, però non importa perché ho fatto un trucco talmente leggero che è completamente da rifare, cioè nel senso da ritoccare, quindi no worries. Parto con questo blu elettrico proprio dalla palette Electric di Urban Decay e vado nella piega. E diciamo che questo blu non lascia proprio spazio ad un vago sentore di naturalezza. Va bene, non stiamo nemmeno lì a sforzarci, che tanto sappiamo che ci può essere il circo qui a fine video. Prossimo prodotto! Ombretto 2 viola Firenze, eccoli qua, Firenze, quindi andrò a mettere come secondo ombretto culo, perché abbiamo un altro ombretto, viola Firenze, e scegliamo un bel viola. Sì, a me piace molto questo di Morphe, ve lo faccio vedere, questo qua. Mettiamolo sopra il blu, che bella cosa! Intanto c'è anche un glitter a caso qua che non so come ci sia finito, e vado per quanto possibile a sfumare questo gran casino. Direi un bel carnevale. Andiamo avanti! Terzo, se riuscissi a prendere qualcosa con queste unghie, abbiamo un rosa, ombretto 5. Diciamo che la numerazione non conta moltissimo, ve lo faccio vedere, era solo perché dovevo fare 10 prodotti, quindi ci ho messo un 5, però insomma, devo mettere un altro ombretto. Un rosa. Avrà Bologna da qualche parte. Quindi sulle labbra ti usciranno i colori più strani. Cosa? Sulle labbra ti usciranno i colori più strani. Beh, ci sono ancora altri 2 ombretti dopo questo. Non deve essere così negativo, patatino! Ti devo staccare la testa! Allora, facciamo che in questo caso il rosa diventa un pochino shimmer, così lo vado a mettere su questa palpebra e vado a fare anche, diciamo, il punto luce. Di conseguenza, allora, vado a mettere questo rosa brillante, questo qui, invece di combattere con il correttore sopra l'occhio, vado proprio a correggere prima con lo struccante, però così non ci vedo, quindi vado a riempire tutta la palpebra mobile un po' qui sotto e cioè angolo interno, insomma. Infatti sono rimasti l'azzurro, il verde, il bianco,
carino. Dici che Vanilla sta sclerando? Ma le piace la luce? Di chi hai preso? L'hai preso da mamma che ti piace la luce? Ti nascondi da cosa, amore? Da cosa ti nascondi? Non ho capito. Ci pure ti mangio. Sto rosa non è che è super brillante, però. Prossimo colore o prodotto? Abbiamo un oro matita labbra. Io non ho una matita labbra color oro. Oh, quindi ne devo cercare una simile. Oh mio Dio. Amore, le labbra oro. Cioè, a sto punto devo prendere una matita occhi color. Ma nemmeno ce l'avrò una matita occhi color oro. Questo cos'è? Forse. Aspetta. Allora, io non ho nessuna matita color oro, matita labbra o matita occhi, o tipo giallo, però giallo è un'altra città, credo Palermo, non mi ricordo adesso. Quindi cosa faccio? Vado a prendere Golden Hour, questo qua è un ombretto liquido di Nabla. Beh, insomma, mischio questi due in modo da ottenere oro, perché uno è un po' più chiaro, l'altro è un po' più bronzo. E lo applico sulle labbra. In realtà su tutte le labbra, perché io la matita la metto su tutte le labbra, quindi per principio non devo applicare su tutte le labbra. E poi dopo ci metto il rossetto sopra, che chissà che rossetto sarà a questo punto. Oddio. Wow. Ecco, guarda, potrei uscire così e dire di essere venuta direttamente dagli anni 80, amore. Cioè, sti cazzi, io faccio l'overline pure con l'oro perché è così e basta. Mamma che brutto, raga. Amore, scusami, ma nel momento in cui metti il rossetto ti rendi conto che c'è qualche baffetto che va tolto. Cattivone. Direi che questo tutorial sta diventando molto interessante. Passiamo al prossimo. Ombretto 3 grigio, quindi un altro ombretto abbiamo. Milano, quindi grigio, anche se di Milano mi avete detto spesso tipo argento, un po' glitter, un po' così, quindi ho larga scelta. Perdonami tesoro, ti ho scombussolata. Come sei bella così che ti guardi nello specchio. Che cosa succede a mamma? Dimmi. Che cosa succede? Mi stai guardando tu? Mi stai guardando? Sì? Momento di riflessione. Così, buona! Abbiamo questo Revolt dalla Electric Palette, un po' argento, e lo vado a mettere come punto luce e anche un po' sotto al sopracciglio. Angolo interno. Ok, non è andata malissimo questa qua, quindi va bene. Grazie Milano. Passiamo alla prossima città. Sembra uno pterodattilo alla ricerca della sua preda. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un giallo eyeliner, raga. Beh, però diciamo che con l'oro labbra, dai, ci può stare. Un eyeliner giallo. L'unico eyeliner matita slash matita vagamente diciamo simile ad un eyeliner, ma è una matita occhi, è questo Primer Yellow Chromographic Pencil di MAC. Non so cosa ne verrà fuori, raga, perché poi col viola e col blu questo più che seguire le città sembra un po' le 15 risposte che avete dato di Napoli, un po' mille colore. E uno, devo dire, mi
Non mi dispiace, pensavo peggio, in realtà non mi dispiace questo colore. Tutto sommato devo dire ragazzi niente di mostruoso, gli occhi continuano un pochino a piacermi, le labbra decisamente non riesco a farmele piacere, ma andiamo avanti. Prossima associazione colore città, parte del viso. C'ho paura. Bianco, ombretto 4. Ombretto 4. Bari, perché quindi andiamo a mettere Bari. Bianco. Onestamente non saprei dove mettere questo bianco. Abbiamo questo. Io onestamente vado a completare un pochino il punto luce perché non saprei proprio dove cioè alla palpebra inferiore la vedo un po' tosta e poi veramente so già un mezzo mostro così direi evitiamo, ecco, quindi vado a completare diciamo il punto luce, ad estenderlo un pochino. Prossimo colore, pronti? Ho chiuso gli occhi prima e non avevo, vabbè, mi confondo. Cioè questa cosa sta diventando un inferno. Rossetto azzurro. No amore, il gloss azzurro, ma io non ho messo ancora il rossetto, io non posso mettere il gloss. Cosa facciamo? Questo ormai è uscito così, quindi ce lo teniamo e vediamo se c'è qualcosa di decente che posso mettere prima di arrivare al gloss. Quindi facciamo già un'altra estrazione. Per sempre un po' pterodattilo. Non poteva andarmi peggio di così, non poteva. Abbiamo il rossetto. Verde, quindi un bel rossetto Torino. Non ce la posso fare. Ok, il rossetto posso metterlo però. Sono... Ovviamente qui è rimasta l'ultima accoppiata, quindi non c'è bisogno che chiudo gli occhi. Ed è Roma Illuminante. Vi faccio vedere, non so, così. Ossia rosso. Di illuminanti rossi in realtà io non ne ho. Però ho scovato la Sassy Palette della Sassy Collection di Mulac, che ha questo blush centrale che ovviamente non è rosso, però è un rosa molto più intenso che può essere considerato rosso ed è perlescente, quindi secondo me può andare bene come illuminante. Ovviamente sarà molto più forte di un illuminante normale, ma noi cercheremo di non fare sta botta di colore sul viso. Vado col pennello di Nabla, tolgo molto via l'eccesso e vediamo cosa succede. Niente. Beh, diciamo che questo è talmente perlescente che quasi non si vede, quindi lo mettiamo anche proprio come blush. Dovete perdonarmi, ma io un goccio di illuminante ce lo devo mettere perché se no muoio. Lo so che questo prodotto è bello perlescente, ma io voglio proprio lo sbadabam, capito? Perché se no non ci siamo. Tra l'altro sopra questo sembra quasi veramente rosso con riflessi rosa, quindi ci sta, no? Non è proprio, non sto imbrogliando, non sto facendo cheating. Antonio? No, sì. Ma in che senso 9,20, 9,5 ce la fate? In ultimo abbiamo le labbra che come abbiamo visto sono uscite azzurre, sopra l'oro secondo me, cioè l'azzurro coprirà l'oro perché non so quanto si possa vedere questo qua, però non è una cattiva cosa, anche se l'azzurro non era proprio il colore che speravo uscisse, preferivo il rosso a sto punto. Comunque sto andando ad usare NYX Liquid Suede Little Denim Dress. Ma il verde invece? Non c'è nessun verde. Torino verde. Che è successo a Torino verde? Era quello. Cosa? Il gloss. Il gloss verde. Lo devo mettere dopo. Scusa. Infatti, raga, l'oro scompare. Però Venezia è dentro il nostro cuore.
Adesso aspetto che asciughi perché attenzione attenzione, l'ultimo colore e prodotto in questo make-up è il gloss verde Torino. Circo totale. Questo è il gloss, no? Ma scusa, il gloss non era rosa. Io pensavo così. Poi mi sono ricordata che il rosa l'ho già messo sugli occhi. Gloss verdi purtroppo io non ne ho, quindi cosa ho fatto? Ho preso la cosa più verde che avevo, raga, per le labbra, ed è Trick, questo rossetto liquido di Kylie Cosmetics, e ce lo metto sopra. Beh, però devo dire che il colore che esce fuori non è male. Anzi, vi dirò, spegne un po' il colore e diventa un attimino più, diciamo, adatto a questo trucco, dai toni freddi, ma non troppo... No, non mi so spiegare, raga, comunque lo vedo più carino con questo trucco. No? Un pochino più... No? Ci sei, amore? Sì, che ne so. Che stai pensando? Che stai guardando? Che? Sei stato rapito dalle ciglia finte? Ti piacciono così tanto? Le vuoi? Direi che il circo di oggi, ops, volevo dire il make-up di oggi è finito. Spero che nonostante questa cozzaglia di colori vi sia piaciuto, ma più che altro spero che vi abbia divertito il video e noi ci vediamo al prossimo make-up. Ciao! E noi ci vediamo al prossimo video, ame. Bacio a tutti!